Ne ha facoltà. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, grazie Governo per la sua presenza. Arriviamo oggi all'ennesimo scostamento che, se vogliamo, è cosa meno rilevante rispetto ai precedenti. Ricordo ancora, magari per chi ci guarda dall'esterno, 20 miliardi Cura Italia, 55 miliardi il rilancio, 25 miliardi il decreto agosto e adesso sono arrivati tutti i vari ristori con poca consistenza, salvo poi accorgersi che qualche consistenza ci doveva essere, perché siamo al ristori quater. Abbiamo fatto ristori 1, cioè stiamo ancora facendo ristori 1, ristori 2 che entra nel ristori 1, il ristori ter che entrerà anch'esso nel ristori 1, una gran confusione. Insomma, questi 8 miliardi che arrivano in questo estremo momento di disastro economico servono come il pane. Servono, ma non dovevamo arrivare a questo punto. Non dovevamo arrivare al 26 novembre a fare uno scostamento di fretta e furia perché vi siete accorti che il 30 novembre ci sono scadenze fiscali importanti. Autonomi, commercianti, artigiani, il 30 novembre hanno gli F24 in scadenza, acconti dei contributi INPS, acconto sulle tasse 2020, ma se pensi di non aver fatturato puoi pagare l'80% e non ti sanzioniamo. Insomma, gli autonomi devono avere davvero la sfera di cristallo per non incorrere in sanzioni. E poi cos'altro? Non lo so, mi sono persa anch'io. La confusione è estrema ed è tanto più vergognosa perché siamo a ridosso delle scadenze. La gente non sa cosa pagare, non sa cosa deve pagare e quanto e quando, senza contare che se il tuo commercialista è in quarantena e con lui tutto il suo ufficio, il contribuente è tenuto a fare da sé. Il contribuente deve sapere lui cosa pagare. Non è neanche giustificato per causa di forza maggiore. Sì, perché è così che ha risposto l'Agenzia delle Entrate ai tributaristi. Non esiste nessuna impossibilità oggettivamente provata che giustifichi l'inadempimento. Ma chi è in agenzia che ha scritto questo obbrobrio? Signor Vice Ministro, davvero mi ascolti, su questo punto qua è importantissimo. Per favore, fate cancellare o rettificare urgentemente questa ignobile risposta che l'agenzia ha dato ai tributaristi. Ma anche loro, nell'agenzia dove vivono davvero non vedono il disastro che c'è fuori. C'è gente disperata che deve pagare, non sa come, ha l'angoscia delle sanzioni ed è senza soldi. Queste sono le reali condizioni attuali. Questa è la realtà. Almeno questo mio breve intervento, questo mio intervento di 4 minuti che ho concluso, signor Presidente, davvero ho concluso, che sia un appello per risolvere questa situazione. Almeno questo. Grazie.